Riparte col secondo tempo e subito una conclusione dalla distanza per inaugurare la ripresa per l'Atletico Tormarancia. Ancora qui a Demofonte che riesce ad agganciare, poi va col destro che si stampa sul palo, non è finita perché Laurenti rinvigorisce l'azione offensiva per l'Atletico Tormarancia. Palombi, qua lui alla finta, ancora Palombi, tocco in avanti con Laurenti liberato per la conclusione, col portiere anche in uscita che riesce anche a deviarla. Ancora un pallone toccato da Bussone che va dalla distanza con un gran destro, poi la ribattuta non precisissima. Rilancio il portiere, pallone messo giù parzialmente, poi doppio rimpallo che favorisce Marian dalla distanza, poco preciso. Ancora per Demofonti, si accentra al numero 11, poi la conclusione che sfugge dalle mani del portiere, inizia a allungare l'Atletico Tormarancia 3-1. Ancora un tocco col pallone recuperato da Marian che prova lui ad andarsene. Palla che poi termina in out. Tocco su Palombi, arriva allo scarico, poi subito al rilancio, palla per Demofonti, può tenere il numero 11, si appoggia su Laurenti leggermente anticipato, però sempre in possesso del pallone l'Atletico. Marian riesce a toccare lui il pallone e a recuperarlo per la Steaua, di ritorno suggerimento per lui. Pallone sempre per Demofonti sull'out di sinistra, centrale si era mosso Laurenti che ha provato poi lo scarico di tacco, palla in out, il destro dalla distanza di Loreti, non riesce neanche ad arrivare verso la porta avversaria, stoppata prima però dal corpo di un giocatore della Steaua. Ionescu ci prova lui da lontano, palla che però termina
alta sopra la traversa. Laur, coboară central. Hai, las. Coboară, Laur, coboară. Ești nu. Solo, stia. Ancora in avanti per Laurenti, ha provato a servire di tacco Palombi, si era lanciato poi sul pressing verso il portiere avversario, poi se la cava Cornacchia col pallone per Buoninsegna. Ancora Bussone, tocco in avanti con lo scarico, l'1-2 con Palombi e Loreti all'indietro per Loreti che ci ha provato di sinistro. Prima intenzione, palla vicino all'incrocio. Cu Rudi în centru. Ceri, du-te spre minge și ceri mingea. Și mai departe, Punic. Hop, Punic. Pallone ancora toccato per Marian, se la sposta sul destro, poi conclusione e Geppi in presa bassa riesce a bloccare subito al rilancio. Anticipo della difesa in 3 per la Steaua sullo stesso pallone, alla fine esce palla al piede Rotario. Palla ancora per Laurenti e va lui alla conclusione, palo ed esterno della rete. Pronto all'angolo l'Atletico Tormarancia, basso adesso, lontanato da Romi. Giù Marian da solo contro 4 avversari, il fantasista della Steaua. Dacă în spate, eu veni și 8 și lui. Pallone intercettato da Loreti, ha provato l'imbucata su Laurenti, si è chiusa la difesa Steaua, allora Rotario attaccato, perde il pallone, ne approfitta Demofonti, trova Laurenti per il piazzato. Hai, intră, fă schimb cu Rudi, treci în bandă. Fă schimb cu Nicu. Hai, Nicule, atent, da? Gata. Singur! Hai, Clau! Și. Desfărul. Singur! Scoai ceva. Pallone ancora recuperato da Loreti, Bussone al cambio gioco, messo giù il pallone, poi Palombi, ancora il capitano dell'Atletico col pallone messo al centro, tutta l'area di rigore attraversata, non c'era nessuno, provare a spingere in rete questa conclusione. 1-2 ancora con Demofonti che va a sbattere sul portiere, palla che si impenna, poi chiamata dall'estremo difensore della Steaua, va subito al rilancio per Marian, stavolta pallone in out. Ancora Palombi, porta il pallone, aveva provato a servire il compagno che si muoveva sulla destra. Poi un rilancio col pallone intercettato da Bussone.
col cambio gioco millimetrico ancora per il compagno che può rientrare e poi giocarla al centro. Era Laurenti, Claudi, bravo, urca Claudi. non è precisissimo sul tocco. Loreti, ancora un'imbucata stavolta per Palombi che inciaspica sul pallone, riesce ad ingannare il portiere con quel tocco, poi a porta vuota trova la rete che vale il 4-1 Atletico Tormarancia. Amerge Claudio. Claudio. Amerge. Dai. Gata, Lau, gata, vai. 4-1 Atletico Tormarancia, pallone recuperato e poi sparato da Loreti. Sì, Laurenti direttamente sul corpo del portiere, non è finita per il destro di Loreti, stavolta sì, ancora dalla distanza, conclusione ribattuta e Marian trovato tra le linee. Ancora il numero 10 si appoggia su Rotario che va lui alla conclusione, l'ottima risposta di Gepi. Ancora Bussone fa la finta, il numero 4 poi trova Palombi che si coordina questa girata purtroppo sul portiere, però di pregevolissima fattura. Rotario innesca Marian che va alla conclusione, ancora Gepi e poi Marian se la ritrova lì e può trovare il gol del 4-2 Steaua. Alla conclusione provata da Laurenti, termina sul fondo. Alla per ancora Marian, riesce a servire Dumitru che va alla sterzata poi d'esterno, tentativo di cross non è precisissimo, ancora poi Palombi innescato, Palombi ha avuto sul piede la palla del 5-2, la spreca con questo diagonale, termina in out. Ogni volta che prendiamo la palla facciamo così adesso. Bravo. Così, morbido, facciamo lì. Palla per vie centrali. Ancora un pallone poi toccato in avanti, c'è l'anticipo su Palombi e Francioni che può gestire questo pallone. Ancora un rilancio, Bussone, tentativo di giocare questa palla, innesca però gli avversari. Vie centrali, sbuca Marian, il pericolo numero 1 per l'Atletico, ancora Marian, lui col sinistro, deviato. Palla al centro con l'angolo, battuto a sorpresa dalla Steaua, segnato Rotario, 4-3. Aspetta un attimo, Daniele.
guarda, stava così, vado a guardare. Poi io ho fatto così. Vai, do, uno. Questa è fantascienza, 4-3, quindi c'è una partita questi ultimi 10 minuti un po' a sorpresa, tornato alle calcagna degli avversari nel punteggio. Dico la Steaua, qua attenzione al pallone ribattuto sulla conclusione di Palombi. Ancora Palombi, il break, il numero 10 con Ionescu che gli tocca il pallone. Termina in out, angolo battuto verso l'area di rigore, allontanato da Romi, però c'è Loreti, va lui alla finta col pallone, viene recuperato dalla Steaua che può andare in contropiede. Rotario, vediamo se parte il destro, perde l'attimo forse per il tiro, non per il cross che arriva ora. Difesa però che riesce a sventare la minaccia e anzi il contropiede ora è dalla parte opposta con Francioni. Serve Bussone sull'out di sinistra. 1-2 ancora col compagno per Bussone in area di rigore, alza il pallone, poi non riesce a concludere. E Steaua che allontana. Vai Rudy, non mai sta con una capa, vai! Vai cu dai la vittoria, dai in poartă, direct! Rudy, mai pot, hai, concentrează, nu te interesează nimic, rezultat, nimic! Ancora una sventagliata col pallone direttamente tra le braccia del portiere Maftei. Romi col suggerimento per Rotario, in uscita Gepi chiama e blocca il pallone. Ancora Bussone che se ne va benissimo sull'out di sinistra, ancora Bussone, si fa tutta la fascia, poi manca il cross e Rotario innescato da Maftei. Dumitru e poi dalla parte opposta col controllo complicato di Dobrin, palla recuperata per l'Atletico, non c'è spazio per il sinistro perché è arrivato il fallo. Hai atent în fața mingii acum! Hai! Hagi! Hagi, rămâi sus, Hagi! Ce stai, Hagi? Urcă sus, lasă acolo, sunt 4, sunt 3 oameni! Urcă măcar sus la jumate! Palombi, lui al destro, la risposta del portiere Maftei se l'è trovata addosso, col corpo è riuscito a fare scudo. Palla ancora per la girata, attenzione da parte di Laurenti, cercava un gol straordinario all'artistico. Nu mi acolo, Rudy, ia tău! Ia tău acolo! Ora un rilancio del portiere Dumitru, anticipo di Ionescu, attenzione però a Palombi. Ancora Laurenti, ottima la finta, ma la conclusione sull'esterno della rete non la vuole chiudere Atletico Tormarancia. Ancora Marian,
Pallone scaricato per il compagno, non arriva alla conclusione. La porta, faccio bine, Jai. Ancora un tocco su Marian. Vediamo se riesce a girarsi il numero 10. Poggio su Rotario. Arriva sulla riga di fondo. Poi il destro cercato da Dumitru a un passo dal pareggio. La Steaua. Romi ad allontanare il pallone. Gicule! Coboară tu și lasă-l pe Claudiu mai în față. Tocco in avanti con l'anticipo però della difesa della Steaua. Allora Rotario prova ad andarsene, scivola però braccato da 3 avversari. Allora Bussone con Mariana Calcagna, ancora Bussone riesce a scaricare all'indietro, fa respirare i suoi. Meno di 5 alla fine, ovviamente più recupero. 4-3. Atletico Tormarancio ancora tutto in bilico. Giai al rilancio col pallone toccato da Bussone, poi out di sinistra, poi al centro con Marian, al dribbling su Cornacchia, ancora Marian, palla scaricata per Bostan, ancora calcio d'angolo, palla giocata al centro, Francioni ad allontanare il pallone. Ancora Bostan al piazzato e si supera Gepi per inchiodare il punteggio. Una grande parata dell'estremo difensore dell'Atletico Tormarancio, a cui poi spreca questa occasione la Steaua e Bussone dalla parte opposta riesce a toccare su Loreti. Nu te mai băga în discuție, lasă să treacă meciul. Ancora Marian va a riprendersi caparbiamente il pallone, fermato ottimamente da Francioni, provvidenziale in chiusura, poi non riesce a uscire l'Atletico e continua al Tormarancia con Dumitru, poi Giai. Ancora Marian. Riesce a metterla giù parzialmente, poi la porta via la difesa dell'Atletico. Palombi, Demofonti, rapidità ancora, tocco è per il capitano che va al piazzato col destro, ha aperto l'interno del piede, però pallone in out, palla al centro, attenzione poi a Demofonti, c'è Loreti e poi Bussone, porta Bussone messo giù, palla allontanata, chiamato 1 minuto di recupero per i direttori di gara. Gepi al rilancio, attenzione qui c'era Palombi in agguato, poi Dobrin attaccato da Bussone, ancora Dobrin deve sparare via il pallone, c'è rimessa dal fondo e Maftei per Bostan, Dumitru
Riesce a servire Rotario, ultima azione per la Steaua. Si salva forse, c'è ancora da soffrire per l'Atletico. Coraggiai, Bussone per metterci una pezza, poi Bostan e alla fine Marian. Non è finita, può andare il numero 10 che scivola sul pallone e Palombi adesso per chiuderla. Atletico Tormarancia, Maftei, ma non c'è più tempo perché fischia 3 volte l'arbitro e vince l'Atletico Tormarancia soffrendo contro la Steaua 2005, risultato finale 4-3.